Ma guardate, la partita del voto è la partita della via maestra. Dopodiché, sinceramente, io non sono nella stazza dei bottoni, non so cosa stia accadendo a Roma, per cui mettiamoci un 1x2 che dà tutte le tre le soluzioni. Non ho ancora ben capito quale sarà poi la piega che prenderà questa trattativa, perché Conte bis sì, ma i ministri no. E quindi, non so, ma a me sembra che ci sia molta mischia al centro, per usare un termine rugbista. Certo, lei Io visto in penso una proposito. cosa, che intanto dico, io non faccio l'avvocato difensore, Certo, non ha ma bisogno di questo avvocati difensori e lo troverei anche stucchevole. Faccio semplicemente una considerazione, che siamo un paese pieno di commissari tecnici della nazionale, tutti sanno come doveva andare a finire la partita, ma sempre dopo, sempre dopo. Peraltro vedo che c'è qualcuno che si lamenta della scelta fatta, che sono le stesse persone che si lamentavano della scelta fatta prima di allearsi con i 5 Stelle. Quindi non andava bene allearsi, non va bene anche. Io sono della teoria che bisognava rompere, punto, l'ho sempre detto e da là non mi sposto. Ma non perché io sono convinto che con i 5 Stelle si poteva costruire, ma bisogna costruire. Salvini è arrivato a un punto, secondo me ha fatto bene, e ha staccato la spina, ha posto la questione, quando vedi che l'autonomia non procede, che ci sono problemi sulle infrastrutture, eccetera, noi non potevamo portarci a casa colpe che non avevamo, punto. Dopodiché Salvini ha detto anche giustamente, i no si trasformano in sì, siamo qua per discutere.